Qualcuno ha detto un giorno che il tramvai è il secondo pane dei milanesi e il paragone non poteva essere più azzeccato. C'è qualcosa di più, infatti, in questo sferagliante mezzo che da un secolo si aggira per le vie della loro città. È un legame che nasce da una storia percorsa insieme con orgoglio e determinazione e che vive in quell'aura di nostalgica poesia tipica dei più longevi testimoni delle vicende umane. Sarà per questo che, ancora oggi, il tram riveste il ruolo di più gettonato promoter del trasporto pubblico milanese. Lo si vede infatti spesso baldante protagonista di iniziative speciali di ogni genere, a dimostrare che c'è un tram per tutte le occasioni. Per non parlare dei 640 tram che quotidianamente circolano in faticoso servizio regolare su quei 185 km di binario che la città ha orgogliosamente conservato. Ma facciamo un passo indietro. Verso la metà dell'Ottocento, Milano è una tranquilla città di circa 170.000 abitanti. I cittadini la percorrono a piedi o col brumma a noleggio, i più fortunati con la carrozza padronale. Comincia a diffondersi inoltre il primo mezzo di trasporto collettivo, l'omnibus. La prima linea di omnibus è inaugurata nel 1841, ma è solo dopo l'unità che, con la creazione della società anonima degli omnibus, la città comincia a poter contare su un servizio regolare e diffuso. Così, mentre Milano dà il via a quell'imponente maquillage che caratterizzerà il suo sviluppo fino alla fine del secolo, le linee di omnibus prolificano senza sosta, stabilendo una collocazione topografica destinata a durare a lungo. Tutte le linee partono da Piazza del Duomo in direzione delle varie porte della città. Ed è proprio là, fuori da quelle porte, dove le strette vie del centro non costituiscono un limite alla posa di rotaie, che nasce la prima ferrovia a cavalli, il tramway. Una solenne inaugurazione dà il via, l'8 luglio del 1876, a questo nuovo servizio, il cui nome vagamente esotico, di origini non ben identificate, si conquista subito un'eccezionale popolarità. Il liquorista Galimberti lancia il tonico corroborante Tramway. I cartolai vendono il gioco del Tramway. Nelle edicole compare la rivista El Tramway. La cultura popolare si arricchisce di stornelli e filastrocchi. La trazione a cavalli si rivela subito poco adeguata ai lunghi percorsi interurbani che meglio dovevano essere serviti, di lì a 2 anni, dai nuovi convogli a vapore. Il tramway preme invece per entrare in città, dove però l'amministrazione comunale gli si oppone vigorosamente. Ma in previsione della prima grande esposizione nazionale, nel 1880 il comune capitola e approva la concessione per la prima tranvia a cavalli interamente urbana. A tempo di record, le strade che portano all'esposizione vengono messe a soqquadro per la posa dei binari e il giorno dell'inaugurazione, il 5 maggio 1881, sono in funzione ben 3 tranvie, tutte facenti capo, sulla scia degli omnibus, in Piazza del Duomo. Il successo del tram a cavalli è immediato e superiore ad ogni aspettativa. In quello stesso anno, però, mentre dal palco della Scala il ballo Excelsior celebra le conquiste del progresso, una nuova parola suscita curiosità sui giornali e nei salotti milanesi: elettricità. Il suo padrino è il direttore del Politecnico Giuseppe Colombo, che, acquistata una dinamo a Parigi, si dedica all'applicazione sperimentale del sistema Edison. E nel 1883 Milano ottiene uno storico primato. Seconda nel mondo dopo Nuova York, vede entrare in funzione la sua prima centrale elettrica. Una rivoluzionaria energia è pronta a dare la scossa alla città. Per altri 10 anni, però, mentre nelle piazze si accendono le prime lampade ad arco,
il sobbalzante tram a cavalli continua a farla da protagonista. Ma l'avvento della trazione elettrica è ormai alle porte. La SAO cerca di vincere la concorrenza della nuova società Edison lanciando i tram ad accumulatori, ma l'esperimento è deludente. E il 2 novembre 1893 una follatissima inaugurazione festeggia i primi tram elettrici, eleganti carrozze color rosso scarlatto. Più veloce, sicuro, affidabile e con costi di esercizio decisamente ridotti, il nuovo tram elettrico si sostituisce in breve tempo a quello a cavalli. La rete mantiene però la vecchia forma monocentrica e in Piazza del Duomo si consolida il caratteristico carosello. Per la fine del secolo quasi tutti i tram urbani si sono adeguati alla nuova trazione e anche sulle linee interurbane si comincia a parlare di elettrificazione. Perfino il vecchio gioco del tramway si aggiorna. Simbolicamente, l'ultimo giorno del secolo vede la sparizione della storica ipovia Milano-Monza. Sulla nuova linea elettrificata entreranno ben presto in servizio vetture a 2 piani per far fronte all'aumento di passeggeri. Nel 1901 anche gli ultimi anacronistici tram a cavalli scompaiono dalla città. Il XX secolo si apre su una Milano ormai saldamente insediata nella posizione di capitale economica. Non è un caso, del resto, che l'arrivo trionfale del primo Giro d'Italia, nel 1909, avvenga proprio all'Arena di Milano. Intanto, però, un altro evento importante aveva visto la città sotto i riflettori. L'Esposizione internazionale del 1906, che aveva presentato all'Europa un'immagine milanese decisamente all'avanguardia. E il trasporto pubblico non era stato da meno. In quell'occasione erano apparsi su 2 linee sperimentali i primi omnibus automobili. Aveva fatto il suo debutto una delle prime filovie urbane. Era stato presentato perfino un tram a benzina. Ma a parte le attrazioni dell'esposizione, il tram elettrico continua ad essere il protagonista del dinamismo milanese. La rete si estende, il numero delle vetture cresce. Il tram si rende utile il più possibile. Una solenne vettura, detta ironicamente la Gioconda, viene costruita per il trasporto delle salme. Un altro tram è destinato all'innaffiamento delle strade e per i suoi baffi d'acqua si guadagna il nomignolo di Foca Barbisa. Nel 1910 l'aumento delle linee pone la necessità di meglio identificarle. Si ricorre ai numeri, trasformando Milano, secondo un comico dell'epoca, in una città pitagorica. Nel 1917, allo scadere della convenzione con la Edison, il servizio urbano viene municipalizzato. Siamo in pieno periodo bellico. Alcuni tram sono trasformati in ambulanze. Molte donne sono assunte come bigliettarie per sostituire il personale sotto le armi. Lo sviluppo della rete è costretto a subire un arresto. Intanto, però, si porta a compimento la trasformazione delle fermate da libere a fisse, suddividendole in obbligatorie e facoltative. Finita la guerra, riprende lo sviluppo tranviario. Nel 21 viene installato il primo scambio automatico. Per quel della Gugia è l'inizio della fine. Nel 23, per venire incontro al continuo aumento dei passeggeri, entrano in servizio nuove vetture a 2 assi, di maggiore capacità rispetto alle Edison. Nel frattempo, il 3 agosto del 22 ha avuto inizio l'amministrazione fascista e nei 3 giorni di sciopero generale che ne avevano preceduto l'avvio, le camicie nere avevano preso possesso dei tram, sostituendo il personale di guida per garantire il servizio. Il primo compito della nuova amministrazione è proprio quello di affrontare il già problematico tema della circolazione, che necessita ormai di radicali cambiamenti. Così, mentre da una parte entrano in servizio i primi autobus a benzina, nel 1926 una grande riforma scombussola il sistema tranviario, che subisce una razionalizzazione perfino sul piano grafologico. Dal 3 agosto la tradizionale circolazione a sinistra dei tram cambia di mano e il 28 novembre, proprio sotto gli occhi della Madonnina, si compie una vera rivoluzione, l'abolizione del carosello tranviario. La nuova struttura è certo più funzionale, con una migliore potenzialità di espansione verso le periferie. I milanesi, però, si separano malvolentieri dal vecchio cuore della città. Anche sul piano del materiale rotabile, la riforma tranviaria imprime il suo marchio di svolta. Si tratta di una vettura di più ampia capacità, denominata 1928 dall'anno della sua entrata in servizio, ricalcata sul modello americano di Cleveland e destinata ad un imbattuto record di longevità.
La sua concezione è completamente nuova. Carrelli in grado di ruotare rispetto alla cassa al posto di truck ad assi fissi. Niente più terrazzini, ma un unico spazio chiuso. Porte a soffietto comandate dal manovratore invece dei vecchi cancelletti. Un posto fisso per il bigliettario vicino alla porta di entrata. Particolarmente curata è la panoramicità. Nessun altro tram avrà più un uguale rapporto fra superficie finestrata e superficie totale. A completare lo sconvolgimento del panorama tranviario, tutte le vetture vengono ridipinte di verde a 2 toni. E accanto ai nuovi tram, nuove rimesse. La struttura è diversa da quella tradizionale a sacco. 2 ingressi simmetrici consentono infatti una circolazione continua delle vetture, riducendo al minimo le manovre. Qui le vetture sono puntualmente accudite e tenute in perfette condizioni. Anche una nuova ampia officina generale fa la sua comparsa in via Casoretto, sostituendo quella ormai inadeguata di via Bramante. Nel 1931 è formalmente costituita l'Azienda Tranviaria di Milano, sotto la cui egida si compie, alla fine degli anni 30, la municipalizzazione del servizio interurbano. Intanto compaiono le prime vetture articolate, soprannominate, per la loro capienza, 2 camere e cucina, e nuove motrici autarchiche in lega leggera. Le 28, ammirate in tutta Europa, subiscono le più svariate modifiche, prima fra tutte l'aggiunta di una terza porta in coda. Il bigliettario cambia così di posto e la circolazione in vettura si inverte, salita posteriore e discesa centrale e anteriore. Alle soglie degli anni 40, il tram è il protagonista dell'ora. E qualcuno lo usa perfino per il ricevimento di nozze. La rete comprende 37 linee ed è in piena espansione. Ma la guerra blocca ogni sviluppo. Alla fine del conflitto il bilancio è tragico. Il 40% dei tram è inservibile. Molte vetture sono state requisite e inviate in Germania. La rete aerea e i binari sono sottosopra. Le rimesse hanno subito danni gravissimi. Ma Milano non si arrende. Si lavora alacremente alla ricostruzione e nel 1950 si apre con una rete filotranviaria urbana totalmente ripristinata, mentre su quella interurbana fanno rapidamente carriera gli autobus. È il momento del boom economico. Milano diventa il centro di una sempre più ampia area di gravitazione, aprendo quel processo di incremento demografico, di motorizzazione privata e di pendolarismo che renderanno ben presto problematica la situazione della mobilità cittadina. La rete tranviaria raggiunge la sua massima espansione. Nuove vetture fanno la loro comparsa, dalla leggera e solidissima Bassotta all'articolata All Electric. Ma un potente concorrente del tram si profila all'orizzonte, la metropolitana. Dopo decenni di inutili spedizioni, nel 1955 il Comune ne approva definitivamente il progetto. È un po' la fine di un'epoca. Anche l'ultimo tram a vapore, quel Gamba de Legno che portava impresso nel nome il ricordo di un tragico incidente, se ne va in pensione, salutato con nostalgia dai milanesi. In quello stesso anno prendono il via i lavori di scavo per la metropolitana. Il tram però una piccola soddisfazione se la prende. È infatti una vettura tranviaria, la prima ad essere immessa in galleria per collaudarne le sedi. L'apertura ufficiale della sotterranea avviene in pompa magna il 1 novembre 1964 e per l'infaticabile carrozza di tutti è un brutto colpo. A partire dagli anni 60, infatti, di pari passo col vorticoso aumento del traffico automobilistico e con l'incremento della rete metropolitana, cominciano i tagli alle linee tranviarie. Scompaiono i rimorchi e le vetture a 2 assi. Chiude il deposito Vittoria. Perfino la storica tranvia Milano-Monza viene soppressa. Ma il fascino del tram resiste spavaldamente al progresso. E quando il già divo Mike Bongiorno chiede ad un concorrente milanese della trasmissione La Fiera dei Sogni quale desiderio voglia vedere realizzato, si sente rispondere: passare una giornata su un tram tutto per me. Vince ed è accontentato. Negli anni 70, dopo le sperimentazioni effettuate nel decennio precedente con l'introduzione delle prime emettitrici automatiche in vettura, si compie il destino di una tradizionale figura tranviaria,
il bigliettario, che con una graduale operazione di rimozione scompare dal suo tronetto. Il passaggio all'agente unico comporta un'importante innovazione tecnica. Per evitare scarufcolamenti che facciano perdere tempo al manovratore, un pantografo di tipo ferroviario viene sostituito allo storico trolley. Anche la vecchia Pertegheta, dopo una breve convivenza col suo sostituto, se ne va così in pensione. Intanto la metropolitana avanza inesorabile. Ma il tram non si scoraggia. Nuovi tempi, nuovo look. Una vivace livrea arancione va così a sostituire il verde della carrozzeria, mentre dall'officina ATM esce una vettura nuova fiammante. È articolata a 3 casse e per la sua grande capienza si merita a ragione il soprannome di Jumbo Tram. La nuova vettura si diffonde rapidamente, assumendo un aspetto sempre più elegante ed efficiente, e viene impiegata preferenzialmente sulle più lunghe e affollate direttrici che collegano la periferia al centro. Qui, aiutato da lunghe tratte di linea in sede riservata, il tram comincia negli anni '80 la sua riscossa. Il traffico automobilistico è ormai al caos, l'inquinamento da smog tocca vertici di alta pericolosità, gli investimenti in linee sotterranee risultano sempre più gravosi per il bilancio dissestato del trasporto pubblico. E allora ecco riproporsi il tram, un tram sempre più orientato a rubare nuove tecnologie dall'ex antagonista metropolitana, un tram super veloce e super automatizzato, con percorsi totalmente protetti dal traffico veicolare. Un metro tram, insomma, come già lo chiamano gli addetti ai lavori. E nella corsa al trasporto pulito, che infervora l'opinione pubblica, anche il tram tradizionale riacquista tutto il suo prestigio. Nella seconda metà degli anni '80, le vecchie vetture a carrelli entrano in officina per sottoporsi ad un lifting di ringiovanimento. La revisione, che realizza un compromesso fra le soluzioni artigianali di un tempo e le moderne esigenze, si compie nel 1990, mentre nuove tecnologie si installano in vettura e nei depositi. Nel 1994, per la prima volta dopo anni di riduzioni, la rete tranviaria subisce un incremento. E così è ancora a bordo di un tram che Milano va incontro al 2000, conservando nel cuore e nell'insegna di qualche vecchia osteria il ricordo di quel caracollante tram a cavalli da cui tutto era cominciato.